Buonasera, benvenuti, direi che possiamo cominciare. Sì, ci siamo quasi tutti. Questo è l'atto finale del progetto Agire, che è acronimo di attivare i giovani ed includerli nel lavoro di rete degli ETS, grazie al quale 1000 giovani dai 16 ai 20 anni hanno esplorato il mondo del volontariato e quindi della nostra comunità. Il progetto è entrato nelle scuole per avvicinare i giovani al servizio e alla cittadinanza attiva e renderli un po' più consapevoli della grande forza che l'associazionismo e il volontariato rappresentano per il benessere di tutta la comunità. Vi dico queste cose che voi siete parte di associazioni, quindi sapete sicuramente molto bene. Il progetto Agire è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione del Veneto con il bando Progetti di rilevanza regionale promosso da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore. È stato avviato nel gennaio del 2024 e ha visti coinvolti 7 partner. Il Volontariato Sinistra Piave ODV in qualità di capofila, Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Psiche 2000, Anfas Sinistra Piave APS, Fondazione di Comunità Sinistra Piave, Associazione La Porta Onlus, Società San Vincenzo De Paoli, il Consiglio Centrale di Vittorio Veneto e poi ha visto anche la collaborazione gratuita Caritas Diocesana di Vittorio Veneto con la cooperativa sociale Terra Amica e naturalmente la partecipazione attiva della cooperativa sociale Itaca che ha messo in atto i laboratori nelle scuole. Partiamo con i saluti istituzionali. Quindi chiedo di accomodarsi qui sul palco al Vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, il padrone di casa. Prego. Di qua.
Ecco, indicazione tecnica, bisogna salire da questa parte del palco, grazie. Si può accomodare là? Poi Laura Ceccarini, assessore del Comune di Vittorio Veneto alla città solidale ed inclusiva. Renzo Zanchetta, presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo dell'ULSS 2. Sì. E Sonia Brescacin, presidente della Quinta Commissione regionale Sanità e Sociale. Passo il microfono al Vescovo per il saluto. Devo confessare che sono stato avvisato proprio solo ieri di questo incontro, che pur avendo un momento un po' di difficoltà nei tempi, perché sono trafellato a inscatolare e buttare via tanta roba accumulata in questi anni, ho accolto perché la realtà di questo volontariato giovanile mi ha sempre molto preoccupato, perché in tanti incontri che faccio con gruppi nelle parrocchie o in altri ambienti, torna continuamente il ritornello: mancano i ricambi, quasi che il mondo giovanile su questo aspetto qui avesse cambiato pelle rispetto ai favolosi anni 60-70, quando, e anche i successivi. Non è vero, non ha cambiato pelle. Probabilmente c'è una sensibilità diversa, ci sono condizioni diverse, però il fatto che ci sia questa realtà mi pare che sia un seme di speranza molto, molto consistente, non solo così di fantasia, ma reale. Quindi sono ben contento di essere presente e auguro proprio davvero a tutte queste realtà che aderiscono a questa iniziativa di continuare a seminare, a essere seminatori di speranza, che è un po' anche il programma che ci siamo dati come diocesi quest'anno. Grazie Eccellenza. Approfittiamo anche per salutarla, perché appunto è in partenza, ha finito il suo ministero episcopale dopo 17 anni nella nostra diocesi, quindi ripartirà per una nuova avventura. Sì, buonasera, grazie dell'invito a nome dell'amministrazione e della sindaca, che purtroppo sarebbe dovuta essere qua, ma non sta bene. L'influenza ha colpito anche lei, quindi veramente vi saluta. Io sono molto felice ogni volta che mi trovo in mezzo a dei giovani. Siamo andati anche nelle scuole con un altro evento del coordinamento, con gli incontri di Educhiamoci in tante occasioni, perché i giovani non sono il nostro futuro, i giovani sono il presente e quindi dobbiamo dargli voce, dobbiamo dargli importanza, dobbiamo far sì che siano loro a dirci che cosa vedono, di che cosa c'è bisogno, perché hanno una freschezza, hanno una lungimiranza che, nonostante la nostra esperienza e saggezza, forse manca a volte, no? Quindi ecco, secondo me esperienze concrete in cui i ragazzi si mettono in gioco, si mettono alla prova, scoprono anche cose che pensano più grandi di loro, no? E invece sono occasioni per essere parte attiva della società e darci dei ritorni, per cui io aspetto molto volentieri le loro testimonianze. Sono proprio curiosa di sentire loro che cosa hanno da raccontarci. Arriveranno le testimonianze. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono venuto anche con una certa curiosità per capire come si è svolto questo vostro percorso, che ha coinvolto tanti ragazzi. Saluto tutti i giovani che sono presenti, che in qualche maniera sono già stati coinvolti, si sono messi a disposizione forse per capire e per entrare nel mondo del volontariato, che molto spesso ci diciamo, guai se mancasse, questa nostra società sarebbe una società sicuramente zoppa, perché pensare che a tutti i bisogni che sono a continuo aumento, e non sto qui ad elencarli, e che i vari amministratori presenti, che ringrazio anche della loro presenza come Presidente del Comitato dei Sindaci, i bisogni aumentano, e pensare che tutti i bisogni
sia possibile esaudirli o risolverli con il solo apporto della parte pubblica è pura utopia. Il volontariato da noi, le associazioni di volontariato qui ben rappresentate, sono sicuramente un pilastro portante della nostra società, da sempre. Adesso sono cambiate tante cose, la riforma degli enti del terzo settore sicuramente non ha facilitato la struttura di queste realtà, ma guai se mancassero. Quindi i progetti per cercare di coinvolgere i giovani nel capire e nell'impegnarsi che il bisogno della loro presenza, non solo come lavoro manuale, se vogliamo, ma come portatori di idee, portatori di esperienze, di bisogni, sia importante per migliorare questa nostra società. Io dico sempre, abbiamo poche certezze e tante speranze, e le certezze a volte sono indipendenti dalla nostra volontà. Quindi la speranza è quella che quel semino che è caduto nella terra fertile, per dirla come dice la Bibbia, cresca e faccia frutti, perché questa società, la società anche del domani, avrà sempre più bisogno di voi giovani che vi mettiate a disposizione, perché noi siamo molto di passaggio. Se guardiamo nell'era, siamo proprio un niente, un battito di ciglia nella storia dell'umanità, un battito di ciglia. E quindi la nostra missione, se vogliamo, è anche quella di essere attenti ai bisogni di chi ci sta a fianco. Scusate, colgo l'occasione per augurare al Monsignor Sua Eccellenza il Vescovo, lo ringrazio del suo operato in questi anni, ho avuto modo di incontrarlo in varie occasioni, la ringrazio e le auguro anche per la nuova missione che si è preso in carico di fare, le auguro di ottenere i migliori risultati possibili. Grazie e buon lavoro a tutti. Buongiorno. La prima sfida l'avete vinta, è quella del volontariato che si è messo assieme, di questa realtà che è molto viva, che vuole bene il territorio. Vi siete messi assieme e avete deciso di affrontare la sfida di cui tante volte parliamo, che è quella di andare verso i giovani e capire il secondo punto che mi sento di portare oggi in questo saluto e capire quello che io condivido, quanto ha detto Sua Eccellenza il Vescovo, che i giovani non sono distanti dal volontariato, ma le comunità sono cambiate, c'è un modo diverso, una sensibilità diversa, un approccio diverso, e quindi da un lato la sfida del volontariato attuale, che fa tantissimo, di andare verso i giovani per capire come approcciarsi e come portare anche le nostre attività nelle comunità, e dall'altro nei giovani che io credo vogliano bene a questo territorio, possiamo dargli l'opportunità di capire che qui possono stare bene, possono trovare il loro percorso di vita umano e professionale, di vita familiare, ma anche essere parte attiva del territorio e quindi restituire al territorio e crescere con esso. E il terzo punto, penso, spoilo un po' perché mi hanno gentilmente dato il comunicato stampa che racconta l'attività fatta in questi anni. Penso che se sono stati raggiunti 50 ragazzi che hanno svolto attività di volontariato concreta nelle varie realtà della nostra comunità, si è raggiunto anche questo tipo di risultato, e quindi credo che da questa esperienza possa nascere qualcosa di buono che ci fa evolvere ancora di più come territorio del Vittoriese, ma come territorio anche del Coneglianese, verso una comunità che sa evolvere, sa capire le sfide future e sa trovare anche gli strumenti giusti. Concludo anch'io con un ringraziamento a Sua Eccellenza il Vescovo Pizziolo per tutto quanto ha fatto con noi in tutti questi anni, per quello che farà anche in altre realtà, in altre parti del mondo, ma insomma anche sempre con noi. Grazie. Grazie. Sì, vi invito a riaccomodarvi giù perché vi date il cambio con altri interlocutori e interventi. 3 partner di questo progetto, Volontariato Sinistra Piave, Fondazione Caritas Vittorio Veneto e Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Chiedo gentilmente di salire a Marco Cagliandro, Presidente del Volontariato Sinistra Piave ODV, a Don Andrea Forest, Presidente di Fondazione Caritas Vittorio Veneto e Direttore di Caritas Diocesana,
e a Giulia Scapol, vicepresidente di Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Prego. Niente domande, tema libero. Beh, tema libero, poi chi come me rischia di essere un po' troppo prolisso va a finire che poi monopolizza la giornata, ma No, allora niente domande, ma annoiare. 5 minuti. Esatto. Buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti oggi pomeriggio, un sabato alle 4, per questo momento di restituzione, in particolar modo le autorità, le associazioni, i vari partner, ma soprattutto anche i nostri giovani che in qualche maniera hanno partecipato al progetto Agire con molto coinvolgimento. Io rappresento il coordinamento del volontariato della Sinistra Piave di Vittorio Veneto, che è un'organizzazione che riunisce varie realtà associative, sono 30 associazioni, 30 enti del terzo settore, a dire la verità, ci sono delle associazioni, delle fondazioni, gruppi, singoli e anche cittadini che sono tutti impegnati nel promuovere i valori della solidarietà, dell'inclusione, della partecipazione attiva nella comunità e nel nostro territorio della Sinistra Piave, che è molto vasto. Il nostro è un compito di lavoro sinergico, l'ho prima evidenziato il consigliere Brescaccini. Il coordinamento opera per sostenere le persone più vulnerabili, favorire l'integrazione sociale, sensibilizzare la popolazione su temi di interesse collettivo. Noi facciamo progetti solidali, iniziative come queste che mettono in campo la collaborazione tra enti e associazioni, ed è nell'ambito di quella che si chiama sussidiarietà orizzontale ormai uno degli scopi che più ci impegna. Noi crediamo che il cambiamento nasca dal dialogo e dall'azione concreta e ci impegniamo ogni giorno per costruire una comunità più giusta e inclusiva, e la partecipazione attiva nella comunità è proprio il pilastro fondamentale per costituire una società più inclusiva, solidale e resiliente. E quando i cittadini, soprattutto i più giovani, scelgono di impegnarsi nel volontariato, diventano agenti di cambiamento, portano energia, nuove idee e speranza anche per le realtà locali. Perché il volontariato non è solo un'opportunità per aiutare chi è in difficoltà, ma è anche un modo per sviluppare competenze personali, per creare legami significativi, coltivare un senso di appartenenza. E i giovani, con il loro entusiasmo e la loro creatività, rappresentano una risorsa preziosa per affrontare quelle che sono poi le sfide del presente, come diceva l'assessore Ceccarini, e immaginare anche un futuro migliore. Essere parte attiva di una comunità significa contribuire a trasformare il mondo, un piccolo gesto alla volta. Ed è attraverso l'impegno condiviso che si genera un cambiamento duraturo. E quindi oggi siamo qui con grande entusiasmo a parlare del progetto Agire, che è uno dei tanti progetti che il coordinamento segue, ma che in questa particolare visione ha visto come capofila il coordinamento, ma la Fondazione Caritas, Psiche 2000, Anfas della Sinistra Piave, la Fondazione La Porta, la Società di San Vincenzo di Paoli, la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, la Caritas diocesana e le cooperative Terramica e Itaca. Il mondo del terzo settore, nelle sue varie declinazioni, si è unito per uno scopo comune e noi siamo ben lieti di aver contribuito con il nostro apporto a questo tipo di progetto che è fondamentale, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione Veneto, che è stato un partner fondamentale, e che mira, il progetto Agire, a coinvolgere proprio i giovani nel mondo del volontariato, come abbiamo sentito dire prima, favorendo anche quel ricambio generazionale e promuovendo una cultura di solidarietà e cittadinanza attiva. Il problema del futuro sarà chi rivestirà gli incarichi nelle associazioni. Ne condividevo un'osservazione qualche giorno fa con Don Andrea Forest proprio su questo tema. Avremo un problema di classe dirigente del futuro, se vogliamo metterla così, dell'associazionismo. E quindi dobbiamo cominciare anche a formare i nostri giovani sia a livello operativo, a fare lo scambio del volontariato, ma anche a diventare leader e partecipanti alla comunità del futuro, mettendo a disposizione le loro competenze. Ed è questo l'obiettivo del progetto Agire, supportare i ragazzi nel mettersi in gioco, sviluppando responsabilità, autonomia, empatia verso l'altro, affinché diventino cittadini attivi nelle loro comunità e di dedicare parte del loro tempo libero a favore della comunità. Non è sempre facile, soprattutto in questa fase in cui i giovani vanno via da Vittorio Veneto, magari raggiungono l'università
occasioni di lavoro fuori dalle nostre zone. Questo progetto per noi rappresenta un investimento sul futuro, sulla dimensione umana della nostra società, puntando sul volontariato come partecipazione fondamentale per la costruzione del bene comune. Non mi resta che, a nome del coordinamento del volontariato della Sinistra Piave e delle associazioni che sono partner e sono anche socie del coordinamento, ringraziare tutti i partner coinvolti, le istituzioni che hanno reso possibile questa iniziativa, certi che insieme possiamo costruire una comunità più inclusiva, solidale e consapevole. Vi ringrazio. Grazie. Volontariato e cittadinanza attiva, ha fatto bene a sottolinearlo, che sono due aspetti che vanno di pari passo, ma non necessariamente. In questo caso il progetto Agire ha fatto anche questo. Don Andrea Forest, Fondazione Caritas, è parte protagonista del progetto e anche Caritas Diocesana, di cui lei è direttore, perché poi i ragazzi hanno anche fatto delle attività nell'ambito di Caritas. Sì, e ricordo anche Terra Amica, che è una cooperativa sempre nata dalla Caritas coinvolta nel progetto, che adesso è in fase di trasformazione, ma che rimane sempre presente come obiettivo di coinvolgere le persone soprattutto svantaggiate attraverso il lavoro e quindi il tirar fuori i talenti che hanno dentro di sé, come peraltro cerchiamo di fare anche in questo luogo nel quale ci troviamo. Siamo in quella che i vittoriesi conoscono come Casa dello Studente, si chiama ancora così, ma dove non ci sono più gli studenti come una volta, ma un luogo dove si cerca di far costruire inclusione, in particolare attraverso i laboratori che qui hanno sede di sartoria e tessitura e cucina. Dico questo perché questi sono stati anche teatro, luogo in cui il servizio di volontariato in questi mesi ha preso forma e ha preso concretezza. Che cosa dire di questa iniziativa del progetto Agire, che oggi in qualche modo celebriamo anche raccogliendo i frutti, perché è importante non soltanto lavorare, fare, no? Come anche nella nostra mentalità locale molto radicata, ma fermarsi ogni tanto a contemplare quello che si è fatto, perché dai frutti raccolti si possono rilanciare anche nuove iniziative. Anzitutto è stata una sfida vinta. È stata una sfida vinta, nel senso che quando siamo partiti non sapevamo bene che risvolto potesse avere questa azione. Certo, c'erano dei finanziamenti, eccetera, ma abbiamo vinto una sfida coinvolgendo molti giovani del nostro territorio. E mi piace sottolineare, noi parliamo come Caritas, siamo espressione di una chiesa diocesana, è intervenuto prima il Vescovo, ma anche giovani che non appartengono dentro i nostri circuiti normali quotidiani. E questo è un modo anche per far conoscere la ricchezza, la varietà di ciò che un tessuto sociale produce all'interno di questo territorio e connettere insieme anche realtà e mondi diversi che finora non si erano mai parlati. Una sfida vinta, coinvolgimento dei giovani, grazie anche a quello che, insieme a tutte le altre associazioni che sono qui rappresentate sia sul palco che in platea, associazioni che hanno lavorato anche attraverso il contatto con la scuola. Da oltre 15 anni abbiamo come Caritas un laboratorio, la Carità va a scuola, che ci permette di incontrare ogni anno decine e decine di studenti per raccontare la realtà di Caritas. Ma quest'anno c'è stato un qualcosa in più, non è stato soltanto un raccontare ciò che si fa, ma far sperimentare anche lo stesso servizio. Mi pare che questa idea di progetto legato a un risvolto di concretezza, far conoscere ma anche far fare, possa essere stato l'aspetto vincente di questa progettualità. Una progettualità, secondo aspetto, vincente, diciamo così, avete tra le mani il cartoncino che l'ha promossa e riguarda anche gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, e è un progetto quindi anche in dialogo con quello che è tutto un mondo sociale che si muove anche al di fuori di noi e ci ha permesso di dare uno sguardo non soltanto calato come era necessario fare nel qui ed ora di questo territorio, ma senza perdere di vista questo sguardo globale entro cui siamo inseriti. Il volontariato ha sempre un piede nel presente, nel qui e ora, ma sa anche guardare le problematiche in modo globale e complessivo.
E in questo senso mi pare anche un bel dialogo che la Chiesa di Vittorio Veneto, lasciatemi dire un po' le robe da prete in questo momento, ma mi pare anche un bel dialogo che la Chiesa di Vittorio Veneto ha vissuto nel contesto di questo territorio, non restando chiusa nelle sue sacrestie, ma come cerca di fare in molte altre occasioni, essere in dialogo con una realtà sociale nella quale vive, perché questa è anche la nostra vocazione, come quella di ciascuno di noi qui presenti. Se c'è un punto di domanda, se c'è un auspicio, un desiderio che devo esprimere rispetto a queste esperienze che abbiamo vissuto con il progetto Agire, è cosa abbiamo imparato da questa realtà. Anzitutto direi non è un punto fermo, un qualcosa di chiuso in se stesso. Succede spesso, soprattutto parlo con chi opera abitualmente nel sociale, succede spesso che c'è un finanziamento, si mette in piedi un progetto, finisce il finanziamento, finisce il progetto. Ecco, qui noi vorremmo imparare da questa realtà non soltanto che le cose finiscano, sono state belle, le celebriamo e da domani non ne parliamo più. Mi piacerebbe che questa esperienza, al di là dei finanziamenti, ma i modi poi magari si trovano, che questa esperienza ci avesse insegnato un metodo nella collaborazione, nel mettere insieme le nostre risorse, nel aprire orizzonti e prospettive per dare continuità a quanto abbiamo vissuto in questo anno. Quindi oggi qui siamo a celebrare il compimento, ma anche in qualche modo augurarci una ripartenza, un riavvio. E un secondo aspetto, un secondo punto di domanda che vorrei un po' riportare è quello di parlare un po' dei giovani, no? I giovani che spesso releghiamo dentro categorie sociali ben definite, ma che sono loro e noi, e quindi nella distanza che si crea fra aspetti diversi e categorie sociali diversi. Ecco, questo progetto ha messo in evidenza che non è vero che c'è una distanza e che forse abbiamo bisogno anche noi con le nostre associazioni di trovare modi diversi di coinvolgerli. Non vengono se continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto così come siamo stati abituati a farle perché sono vincenti nel modo in cui le facciamo. Ma questo ci chiede forse oggi, ecco forse un insegnamento che questo progetto può darci per rilanciare la cosa, ci chiede di metterci un po' in discussione, di trovare quelle forme, quei modi diversi, nuovi e capaci anche di decentrare noi stessi nelle proposte che facciamo per imparare invece a coinvolgere i giovani, perché quando una proposta c'è ed è buona hanno dimostrato, e non avevo dubbio, di saper rispondere con generosità a questa sfida. Ecco, quindi ci auguriamo questo, che sia un punto di arrivo in cui riconosciamo la rete che si è creata, il bene che si è compiuto, ma anche che da qui impariamo per dare continuità, e riprendo anche le parole del Vescovo che invitava alla speranza, rispetto al territorio del Vittoriese, ma anche del Coneglianese, ma anche più in là, insomma, perché più la rete si fa fitta e ampia, e più questo territorio e il bene comune cresce nei suoi aspetti migliori. Grazie. Grazie. La solidarietà e la responsabilità sociale sono la missione di Fondazione di Comunità Sinistra Piave, che è un altro degli attori di questo progetto. Giulia Scapol, vicepresidente di Fondazione di Comunità. Buonasera, buonasera a tutti. Sorrido perché vedo dei ragazzi che in realtà conosco e che sono felice di vedere, perché vuol dire che stanno facendo tante attività di volontariato e che in realtà abbiamo avuto anche la possibilità di vivere altre esperienze al di fuori del progetto Agire, e quindi è bello vedervi. Allora, quando appunto mi hanno chiesto di preparare un po' l'intervento per questo momento, mi sono interrogata rispetto al tema dei giovani e del volontariato, perché è un tema effettivamente caldo, è un tema che insomma da almeno un paio d'anni ne parliamo, ne abbiamo parlato anche a livello educativo, e sono andata a ripescare in realtà un libro universitario sull'educazione alla cittadinanza attiva. E mi sento di leggervi, questo è un libro del 2009, perché ormai sono passati anche tanti anni da quando mi sono laureata, e mi sento appunto di leggervi questo breve pezzo del libro. Per sentirsi libero di conoscere il canto delle sirene, Odisseo si fa legare all'albero, come a dire che l'indipendenza non sia un pensarsi sciolti da legami, bensì una partita che paradossalmente si
si gioca scegliendo a cosa legarsi. Noi abbiamo scelto di dipendere dal territorio. Legarsi al territorio suona bene, legarsi alla comunità suona ancora meglio. Peccato che rischi di suonare e basta. Dire comunità di questi tempi è dire una parola. La comunità non esiste, la comunità va reinventata, va coltivata. Non è un fungo che nasce spontaneo dopo un po' di pioggia. Va ripopolata la foresta e allora chissà che non si crei un piccolo polmone d'aria. Il problema è che per mettere radici bisogna che la terra non si sbricioli, non si frantumi, perché altrimenti frana. Al contrario, in questi nostri tempi, la terra sembra secca, spezzettata, fatta di tanti granelli, sassolini, piccole zolle separate. Manca l'acqua che amalgama e impasta. Ecco, secondo me progetti come questo qui, come il progetto Agire, sono proprio quell'acqua che amalgama e che impasta. Il fatto che si crei questa connessione, che si faccia rete tra le associazioni di volontariato, tra il mondo della scuola, i giovani, anche la figura appunto dell'educatore, dell'operatore di comunità che entra a scuola, crea quel ponte che permette di creare il dialogo, che altrimenti difficilmente accade, no? Secondo me è questo il traguardo del progetto Agire e di altri progetti che stanno piano piano prendendo piede su questo tema dei giovani e del volontariato. Creare questo ponte di dialogo che permette di generare appunto quel ricambio di cui tanto si parla, perché in questo modo si riesce a dare ai giovani la voce, no? Quindi ascoltando i giovani, quello che davvero loro vedono e vogliono portare. Le associazioni sono un agente di cambiamento importante e sono una risorsa fondamentale del nostro territorio, ma sono anche i giovani agenti di cambiamento, quindi mettere insieme giovani e associazioni davvero crea una forza, dal mio punto di vista, incredibile. Allora, io leggevo anche dei dati, mi piace andare sempre a vedere i dati di Open Policy che fanno delle varie ricerche. In realtà i giovani che partecipano al mondo del volontariato sono in controtendenza rispetto alla popolazione generale che partecipa al volontariato. Se la popolazione sta diminuendo, in generale, tutte le fasce di età sta diminuendo, quelli che partecipano a tutte le attività delle associazioni, in realtà i giovani, soprattutto nella fascia 14-17 anni, dal 2021 ad oggi c'è stato un aumento del 3%. Quindi davvero c'è una speranza che si generi questo cambiamento e che i giovani entrino a far parte di tutte le attività delle nostre associazioni. Certo è che ci vuole tempo, quindi è un percorso che è iniziato ma che deve continuare e come si diceva, al di là anche dei finanziamenti, credo sia fondamentale fare rete tra tutte le associazioni, tra tutte le varie realtà, con le scuole, perché anche le scuole svolgono davvero un ruolo fondamentale. E abituandoci un po', ecco, mi sento di dire questa cosa qui, soprattutto ai giovani, che le attività di volontariato, io sono cresciuta a fare volontariato, in realtà sono una crescita umana incredibile, creano delle relazioni importantissime che poi vanno oltre. E quindi a volte quando si propongono delle attività anche di volontariato, troppo spesso si sente dire no, devo studiare, no, ho altri 80.000 impegni e quindi si fa fatica a dedicare tempo. E quindi sono contenta che 50 ragazzi appunto abbiano deciso di dedicare tempo alle realtà del territorio. Grazie. E a proposito di impegno, si sono impegnati davvero, non con una partecipazione spot, perché si sono impegnati a fare 20 ore di volontariato e quindi 50 ragazzi, 20 ore, sono 1000 ore che hanno dedicato del loro tempo libero, che hanno sottratto, se vogliamo ragionare per sottrazione, ma forse sarebbe meglio per addizione, alle loro attività quotidiane, studiare e altro, per dedicarlo agli altri, quindi un grande risultato. Grazie, c'è un altro cambio di scena, quindi vi invito a scendere. Là, per favore, grazie, sì.
E le testimonianze dei protagonisti, sia delle associazioni che dei ragazzi, sono anticipate da un piccolo video che è stato realizzato insieme ai ragazzi, che viene portato anche nelle scuole proprio dai ragazzi per presentarsi tra di loro le attività del progetto Agire e che cosa si può fare per dedicare appunto del tempo agli altri. Lo vediamo, 5 minuti e poi riprendiamo. Agire nasce dall'esperienza dei partner che portano da diversi anni nelle scuole di ogni ordine e grado attività di educazione alla mondialità. Il progetto ha chiesto ai giovani di mettersi in gioco offrendo il proprio tempo libero a favore della comunità. 50 ragazzi hanno dedicato 20 ore per un totale di 1000 ore di servizio. Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio 2024 con un evento di kick-off e una conferenza stampa. Ha coinvolto il territorio del distretto di Pieve di Soligo attraverso attività di formazione nelle scuole, diffusione del progetto, coaching esperienziale, volontariato. Sono stati realizzati 50 incontri di formazione in 7 istituti superiori, coinvolgendo 840 studenti e 50 insegnanti delle classi terze, quarte e quinte. Durante gli incontri in aula sono stati affrontati temi legati all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, come il volontariato, la cittadinanza attiva e la sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di stimolare i ragazzi, anche attraverso testimonianze dirette di altri giovani, ad impegnarsi in ambito sociale. Mediante un modulo consegnato alla fine dell'incontro, gli studenti davano la loro disponibilità per ricevere informazioni dettagliate. La comunicazione, curata da Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, ha previsto la creazione e diffusione di materiale cartaceo e multimediale inerente al progetto. Attraverso i social media sono state condivise le diverse iniziative, permettendo alle associazioni e ai giovani di rendersi protagonisti del progetto. Grazie al lavoro di comunicazione è stato possibile raggiungere altri giovani e coinvolgere altre realtà, come il CEIS e il Centro Missionario Diocesano di Vittorio Veneto. Cooperativa Itaca ha supportato i giovani e l'associazionismo mediante attività di formazione e promozione di esperienze di cittadinanza attiva, definizione di patti di collaborazione tra giovani volontari e associazionismo, monitoraggio in itinere dell'esperienza per favorire il dialogo e la valorizzazione delle competenze dei giovani coinvolti e supportare l'associazione, anche nel caso in cui emergessero criticità, verifica e valutazione dell'esperienza. 50 ragazzi hanno dedicato 20 ore del loro tempo libero per realizzare attività di volontariato in diversi contesti, affiancati dai volontari delle associazioni o dagli enti partner del progetto. I ragazzi hanno lavorato la lavanda coltivata a casa dello studente, realizzato attività ludiche in casa di riposo, aiutato i volontari nelle attività dei banchi alimentari, servito durante il pranzo di solidarietà della Giornata Mondiale dei Poveri, partecipato alla realizzazione della mostra Polvere di Guerra, partecipato ad attività di socializzazione con persone senza fissa dimora presso Casa Murialdo, affiancato i volontari nel dispensario di medicine di Conegliano, nella boutique dell'usato di Pieve di Soligo o in attività di abbellimento di spazi comunitari. Partecipato ad attività di basket inclusivo. Tutto questo e molto altro. Ciao, io sono Filippo Titonello, un ragazzo di 18 anni che frequenta l'Istituto Marco Casagrande di Pieve di Soligo. Quest'estate ho partecipato a un'attività molto carina di volontariato presso il centro Madre Teresa di Conegliano, un centro farmaceutico, per la distribuzione di farmaci alle persone più bisognose. È stata un'attività molto carina che consiglio di fare a tutti per mettersi in gioco e provare nuove esperienze e mettersi in contatto con gente che magari ne ha bisogno. Sofia Favaro della quarta DLSA
e a settembre ho iniziato un'attività di volontariato per una squadra di basket inclusivo, cioè una squadra formata da ragazzi che hanno disabilità e dai partner che sono persone normodotate. L'attività consiste appunto nel fare allenamento e eventuali partite insieme ai ragazzi, quindi accompagnarli in questo percorso e giocare insieme a loro. Questa attività mi sta riempiendo di gioia, soprattutto quando vedo i ragazzi che fanno canestro, che riescono a giocare, che si divertono. Veramente mi sta portando una gioia infinita, mi sta riempiendo il cuore. Io vi consiglio veramente di intraprendere un percorso di volontariato che rispecchi le vostre caratteristiche e le vostre passioni, perché vi porta una gioia infinita e aiuta non soltanto i ragazzi, le persone che state andando ad aiutare, ma soprattutto voi stessi, vi fa crescere e appunto vi riempie il cuore di gioia. Ciao, mi chiamo Nistrina, ho 17 anni. Io sono Fatima e anche io ho 17 anni. Io sono Alice e ho 17 anni. E noi abbiamo svolto un'attività di volontariato presso il mercatino dell'associazione Caritas a Pieve di Soligo e volevo dire che in questi mesi mi sono trovata molto bene, mi ha fatto molto piacere aiutare le persone bisognose. Anche per me questa è stata un'ottima attività formativa per comprendere anche l'ambito per un lavoro futuro. Io concordo con quello che hanno detto le mie compagne, è stata un'esperienza molto bella e soprattutto stare a contatto con le persone. Come vi chiamate? Monica e Rainer. Perché fare volontariato? Perché vi riempie il cuore di gioia. Perché ti arricchisci come persona e conosci bella gente. Ciao! Aggiungo che il video è stato realizzato grazie al contributo tecnico della Tenda TV che appunto ha aiutato a mettere insieme tutti i vari pezzettini. Adesso ho bisogno anch'io di un supporto tecnico per non sbagliare, faccio anche... Adesso mi sgrida. Federico mi sgrida. Faccio anche una piccola variazione al programma, perché prima Don Andrea ha detto non siamo noi e loro, non siamo noi e siete voi, i vecchi e i giovani, e allora li farei salire tutti insieme sul palco, sia i volontari delle associazioni che i giovani che hanno svolto il servizio. Li chiamo uno a uno, qualcuno resterà in piedi, non importa. Claudio Penco, volontario di Caritas Diocesana al dispensario farmaceutico di Conegliano. Prego. Ornella De Conto, volontaria di Caritas Diocesana, referente del Centro di Ascolto di Pieve di Soligo. Barbara Mitrione, volontaria di Psiche 2000. Renata Darè, presidente di Anfas Sinistra Piave. Lorella Cenedese, sempre di Anfas Sinistra Piave. Ubaldo Vaglieri, Fondazione La Porta, membro del CDA. Carla Daros, vicepresidente della Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Vittorio Veneto. Prego, sedetevi pure. Sto anche in piedi. E poi i ragazzi Michelle, Yusuf, Simone, Matilde, Asia e Mattias, tutti qua. Prego. Vi mettete magari dietro. Ecco. Così abbiamo la squadra quasi completa, non di tutti i 50, non di tutti i volontari, però siamo noi e non siamo più noi e loro, noi e voi. Allora, signor Penco, sì, giusto, ci vuole un microfono. Grazie.
C'è stata appunto l'esperienza di un ragazzo, o forse più Filippo. di uno, Filippo, al dispensario farmaceutico al centro Madre Teresa di Conegliano. Prego, ci racconti l'esperienza. Sì, intanto per spiegare, buonasera, di che cosa si occupa questo dispensario. Allora, è un'attività di recupero dei farmaci ancora validi, in base al DGR 2311 della Regione Veneto, che consente di riutilizzare quelle medicine che sono ancora valide, ma le persone non usano più. Quindi riceviamo i farmaci dismessi, li controlliamo, eliminiamo quelli che sono in scadenza oppure le scatole che non sono complete, inseriamo tutti i farmaci in un database con scadenze e tutto quello che riguarda, poi li trasferiamo al settore farmaceutico dell'ULSS per la validazione, viene applicato un bollino con c'è scritto farmaco donato, da quel momento i farmaci sono riutilizzati. Nello stesso tempo facciamo un corretto smaltimento degli scarti. Quindi Filippo cosa ha fatto? Ha partecipato a tutte queste attività. Quando riceviamo le medicine, lui ha controllato le scatole, ha eliminato quelle che non andavano, poi ha inserito nel database i dati dei farmaci. I farmaci hanno un AIC, un ATS, hanno tutta una serie di codici con cui vengono registrati per essere tracciabili e hanno una scadenza. Un mese prima della scadenza lui ci aiutava a toglierli dagli scaffali del magazzino e a metterli nei cassonetti della Savno che ci ha fornito per lo smaltimento. Quindi, e poi ha partecipato alla distribuzione. Alle persone che chiedevano i farmaci, lui assieme a noi ha consegnato le medicine. Quindi l'attività lui ha fatto completamente, si è fatto il mazzo, scusate il termine, perché è un lavoro abbastanza impegnativo, e quindi è stato presente in tutti i momenti e penso che abbia anche colto non solo il significato della solidarietà sociale, di utilizzare dei farmaci recuperati per darli a chi non li può comprare, ma anche quello, di vedere l'uso corretto del smaltimento dei farmaci, perché devono essere conferiti in appositi contenitori, devono fare il percorso e non buttati nella spazzatura. Ecco, anche questo è un significato. Quindi penso che si sia stancato ma divertito. E voi volontari come l'avete accolto? Cioè cosa pensavate? Adesso arriva questo ragazzo, cosa gli facciamo fare? Come gli presentiamo la nostra attività? Ma guarda, gli abbiamo fatto vedere quello che facevamo e lui è venuto dietro. E poi man mano gli abbiamo insegnato. Quindi è stato molto semplice? Sì, ma già dal primo giorno, sì, lui ha visto, siamo in 4, siamo 4 volontari, si è affiancato e le abbiamo fatto vedere di volta in volta uno dei compiti che dovevamo fare. L'arrivo dei farmaci, ripeto, un lavoro, l'inserimento in computer assieme a un altro volontario, lo stoccaggio nel magazzino assieme al farmacista e la consegna alle persone assieme al direttore sanitario che sono io. Quindi ha partecipato a tutto questo percorso, questa catena. Grazie. Ornella De Conto, del centro di ascolto Caritas di Pieve di Soligo. Anche voi avete avuto quanti ragazzi? 3 ragazze. 3 ragazze. 3 ragazze che hanno fatto il servizio insieme a delle signore parecchio in là con gli anni. Quindi c'è stato bello lo scambio fra le generazioni e le ragazze hanno percepito un ambiente diverso da come lo immaginavano, e è stato bello vedere il rapporto che hanno avuto con le persone che venivano a prendere e a ritirare i vestiti, e si sono messe anche in ascolto di tante storie pesanti che comunque le hanno sentite valorizzate, si sono sentite valorizzate in questa esperienza. E mentre invece le vostre volontarie come si sono approcciate alle ragazze? Hanno
reagito bene perché hanno visto un po' di gioventù e si sono ricaricate anche loro, quindi auspicano che continuino a fare questo percorso insieme. Quindi positivo, insomma, per entrambe l'esperienza. Sì. Grazie. Barbara Mitrioni di Psiche 2000, com'è andata la vostra esperienza? Sì, un attimino volevo presentare l'associazione Certo. Psiche 2000. E praticamente, vabbè, io sono una volontaria e sono in sostituzione oggi della presidente della sede di Vittorio Veneto. L'associazione Psiche 2000 ha diverse sedi nel Veneto e quindi, vabbè, io sono in rappresentanza qua della sede di Vittorio. È nata nel 95 e si occupa di salute mentale, è formata da familiari, utenti e volontari. L'organizzazione, oltre a sostenere le famiglie, ha promosso negli anni conferenze e convegni per i cittadini e laboratori per gli utenti dei centri di salute mentale. Questi laboratori sono stati diretti da professionisti in collaborazione con l'ULSS 2, ricordiamo teatro, marketing museale, serigrafia, cucina, psiche e fitness, fotografia, giornalismo, preparazione per tecnici audio-video, ballo, lavoro a maglia e piccole riparazioni. Tali percorsi hanno dimostrato la propria validità in termini di aumento dell'autostima, delle relazioni interpersonali, del benessere psicofisico, della partecipazione sociale e della lotta allo stigma. Dal laboratorio di teatro è nata la compagnia Gli Stravaganti nel 2005. La conduzione è tuttora affidata alla dottoressa Francesca Bornello, regista e psicoterapeuta. La compagnia negli anni ha realizzato 9 spettacoli con parecchie repliche in diversi teatri del Veneto e non solo. In questo ultimo periodo abbiamo partecipato al progetto Agire in collaborazione con altre associazioni e cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri partner e soprattutto i ragazzi che con tanta passione e dedizione hanno partecipato ai laboratori. Quindi è stata un'esperienza anche un po' diversa, Sì. forse rispetto alle altre associazioni, perché i servizi che voi offrite vanno a toccare un ambito particolare come quello della salute mentale. Sì. Quindi un approccio forse anche, ci vuole anche proprio di sensibilità. Cosa dite da questo punto di vista? Sì, sicuramente ci vuole un po' di tatto, comunque abbiamo ANFAS è un'associazione di familiari di persone con disabilità ANFAS è un'associazione di familiari di persone con disabilità intellettiva e altri disturbi del neurosviluppo. È qui presente dall'82 in zona, facciamo parte in realtà di una rete nazionale che conta più di 160 realtà sparse in tutta Italia e siamo forse la più grande, anzi senza forse, la più grande associazione di familiari di persone con disabilità in Italia. Noi raggruppiamo tanti tipi di disabilità intellettiva che vanno dallo spettro autistico ai disturbi del comportamento in senso generale, a malattie dei cromosomi, quindi le varie cromosomopatie, a malattie rare e lavoriamo e agiamo su tutto il territorio di quello che è adesso il distretto di Pieve di Soligo, una volta era la nostra ULSS 7. Abbiamo soprattutto una funzione di advocacy verso le persone con disabilità, verso le famiglie, di aiuto alle famiglie nell'ascolto e anche nell'approccio a varie problematiche che la vita della disabilità porta nelle varie fasce di età. Organizziamo attività di tempo libero, sono attività sportive soprattutto in quest'ultimo periodo. Abbiamo attività di vacanza con un gruppo di volontari che ci permette anche di fare delle uscite settimanali oppure infrasettimanali, cose molto banali ma molto importanti. Abbiamo un progetto dedicato forse alle famiglie più giovani che si trovano a contatto con col mondo dell'autismo e con cui siamo in partner anche con la Fondazione di Comunità. Quindi è un lavoro grosso e importante che si fa sul territorio e abbiamo fondamentale è l'apporto non solo con le famiglie ma anche con i volontari e soprattutto
Noi aspettiamo tanto i giovani perché i nostri familiari hanno bisogno di rapportarsi con persone giovani, hanno bisogno di ricevere da loro degli stimoli, ma credo che anche i giovani ricevano dai nostri un arricchimento che non va soltanto nel momento stesso in cui si mettono a confronto, ma che forse li fa pensare e anche maturare per quello che è la realtà con cui vengono a contatto. Non è facile molto spesso rapportarsi con i nostri familiari, ma la conoscenza porta anche a scoprire che in realtà non è così distante, poi non c'è tanta distanza. Ecco, quindi l'approccio che c'è stato in questo progetto è stato proprio questo: inserire le persone che sono venute proprio nel contesto di vita e di attività ludica più che di attività di tipo laboratorio. Quindi è stato importante e credo che questo, come diceva Don Forest prima, sia un passo iniziale per una collaborazione che speriamo vada anche oltre questo progetto, proprio perché è nella scuola che noi dobbiamo trovare le risorse, perché i nostri volontari, e siamo in tanti, abbiamo tutti un'età leggermente datata e facciamo fatica a trovare i ricambi, come si diceva prima. Quindi sono la nostra speranza, perché altrimenti le associazioni in genere fanno fatica poi a sostenersi. Quindi noi contiamo molto sui giovani e speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che speriamo che sia più lungo. Do la parola a Lorella, che ha seguito proprio concretamente la vicinanza con i ragazzi. Sì, insomma, il progetto ha avuto un avvio un po' incerto, nel senso che all'inizio noi avevamo dato disponibilità a partecipare alle attività di appartamento che per noi sono abbastanza significative perché sono frequenti, e avevamo dato la disponibilità a partecipare ad altre attività di tipo sportivo. E c'è stato un po' un'altalena, vengo o non vengo, con certe persone. Altri avevano detto che sarebbero venuti, ma poi non si sono presentati, o sono venuti una volta oppure non sono venuti più. E abbiamo però avuto tutta la nostra soddisfazione con quella splendida ragazza che ha parlato prima, che è Sofia, che ha verbalizzato tutto il suo entusiasmo per questa attività. Sofia è stata inserita nel basket integrato, e chiaramente prima di entrare in una squadra questa ragazza ha avuto un colloquio con gli allenatori e con noi ovviamente, però arrivava già da uno sport di squadra, quindi non ha avuto nessuna difficoltà. C'è da dire, faccio la parentesi, che i nostri ragazzi, come diceva la Presidente, hanno gli stessi desideri e gli stessi bisogni delle persone normali, per cui loro vogliono anche loro stare con i giovani. Quindi quando è arrivata Sofia è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai maschi, perché era rossa, bella, insomma simpatica e carina, dalle ragazze perché vedevano un'amica. Lei è stata assegnata proprio a seguire le ragazze e diciamo che non c'è stato mai nessuna difficoltà. In ogni caso lei ha potuto avere sempre il confronto con gli allenatori della squadra e con l'associazione che era lì, ma in modo diverso. Però direi che il successo di questa iniziativa sta nel fatto che Sofia ha continuato a partecipare finite le ore, quindi lei sarà una volontaria del gruppo di basket integrato. Vorrei anche dire che questo sta cominciando ad espandersi un po', questa cosa, quindi insomma le speranze, secondo me conviene sempre sperare, perché anche nel Rugby Touch, sempre quella squadra che è partita a Vittorio Veneto ma che
gioca anche in parte a Conegliano, anche lì abbiamo varie persone che cominciano a partecipare come volontari. Sono giovani, giovanissimi, ovviamente questo ci riempie di gioia e come si diceva, di speranza. Grazie. E questo è un'ulteriore testimonianza, insomma Sofia è rimasta continua, quindi è un obiettivo ulteriore raggiunto da questa attività, nell'ambito di questo progetto. La nostra speranza, la speranza di tutti. Prego, Carla San Vincenzo Rosse. De Paoli, sì. Noi abbiamo avuto la fortuna appunto di avere anche noi 4 volontari, 3 per il banco alimentare e una ragazza al Cesana Malanotti. Appunto io sottolineo fortuna perché quello che abbiamo detto finora, abbiamo bisogno dei giovani perché sono il nostro presente, non il nostro futuro, ma quando si mettono in gioco sono fantastici. Che dire, speriamo continuino a darci una mano sia all'Emporio perché c'erano questi volontari che guidati dai soci preparavano tutto ciò, tutti gli alimenti, mettevano negli scaffali i vari prodotti per le persone che vengono da noi 3 volte a settimana, 2 pomeriggi e il sabato mattina a ricevere la borsa. E al Cesana Malanotti che attività hanno fatto? Forse un po' diversa rispetto... Era anche lì la ragazza coinvolta nell'aiuto, nella parola agli ospiti del Cesana. Noi abbiamo dei soci che fanno settimanalmente la loro opera di volontariato all'interno del Cesana Malanotti. Anche lì è stata una bellissima esperienza, quindi io spero che continuino e che ci siano altri giovani che vorranno mettersi in gioco anche nella nostra associazione. Certo, e ringrazio anche Cesana Malanotti, era presente, ecco, è presente una delegata dalla Presidente. Ecco, grazie. Grazie comunque della presenza e dell'accoglienza ai volontari. Sì, grazie. Ubaldo Vaglieri, Fondazione La Porta, lei è membro del CDA e La Porta ha partecipato anche attivamente a questo progetto. In che modo? Ecco, io mi scuso perché sono stato catapultato qua in supplenza di chi non poteva esserci, quindi non so nulla. È una giustificazione? Sì, no, nel senso posso dirvi qualcosa dell'associazione La Porta, però non ho non posso darvi un riscontro diretto perché non ho partecipato direttamente, quindi mi scuso di questo, ma adesso non so se qui c'è c'è qualcuno dei ragazzi giovane, che è stato so che c'è un con La ragazzo Porta? che ha partecipato, ma ecco, eccolo ottimo, là. e allora dopo ci facciamo racconterà raccontare lui. da lui, esatto, ecco. Posso dire 2 parole sull'associazione, nasce nell'85, quindi 1985, quindi 40 anni quest'anno, è nata sull'iniziativa di un gruppo di genitori che facevano i volontari nella la piccola comunità di Don Gigi Vian a Conegliano. Da lì è nata la risposta all'esigenza del territorio rispetto ai minori. E quindi è nata questa comunità di accoglienza grazie alla messa a disposizione di una casa a Sarmede da parte di uno dei soci fondatori. E adesso, al momento attuale, poi c'è stata l'evoluzione legislativa per le nuove ETS, quindi adesso la vecchia associazione La Porta si è divisa, diciamo così, in 2 parti: la fondazione La Porta, che si occupa in particolare della gestione, segue le 2 case di accoglienza che ci sono, una qui a Vittorio, la Piccola Resi, e l'altra a Sarmede, la comunità educante, che è stata tra l'altro rinnovata quest'anno, inaugurata da poco, e che ospitano 8 ragazzi ciascuna, 8 minori ciascuna. Poi c'è un altro aspetto molto bello che l'associazione ha voluto realizzare ormai da molto tempo, che chiamiamo appartamento di sgancio. Praticamente i ragazzi che raggiungono la maggiore età e che
non sarebbero ancora o non si sentono in grado di inserirsi autonomamente nella società, hanno un periodo di solito un paio d'anni in cui sperimentano una vita autonoma pur accompagnati dalla presenza di un educatore comunque diciamo disponibile. Ecco. E questa nel tempo abbiamo visto essere un'esperienza molto preziosa perché li abilita ancora di più a essere poi autonomi nella vita sociale in cui poi si inseriranno con le loro attività. L'altra iniziativa che la Fondazione ha è il servizio diurno a cui partecipano un numero variabile di ragazzi a seconda delle necessità e anche questo è un altro aspetto. Ecco, quando ci sono iniziative di questo tipo sempre siamo interessati e partecipiamo come Fondazione ovviamente. Ecco, ripeto, io non ho partecipato direttamente quindi non ho modo di dirvi, però sentiamo dalla viva voce di chi ha fatto l'esperienza come è andata. Insomma. Certo, sì, passiamo il testimone, no voi non muovetevi, stiamo qua tutti insieme, passiamo il testimone ai ragazzi a questi... ricambi è una parola bruttissima, quindi direi che possiamo parlare proprio di passare il testimone a loro, no? Perché per passare il testimone ci devono essere entrambe le figure, quello che lo dà e quello che lo riceve, come in questo caso. Allora, siete in ordine di come vi ho chiamati? Perché se no non so i vostri nomi. No, tu sei Yusuf. Bene, e hai fatto quindi esperienza con la Porta. Allora, le 3 domande di rito, ma poi potete naturalmente spaziare se avete qualcosa che avete piacere di dire. Come hai saputo del progetto? Come sei venuto a conoscenza di questa possibilità? Allora, io sono venuto a conoscere questo progetto sempre con l'associazione La Porta, con le educatrici, che mi hanno parlato un po' di cosa si fa in questo caso, che io ho partecipato durante l'estate, sempre qua alla casa dello studente, ho fatto cucina qua, ho aiutato per fare delle salse e dei biscotti e mi è piaciuto molto come esperienza e lo auguro anche a altri ragazzi. Poi ho fatto un altro che ho fatto da un'altra parte. Più vicino al microfono, okay. Grazie. Ho fatto separato da un'altra parte dove aiutavo delle persone anziane con dei esercizi più o meno di yoga per rilassare il loro corpo e anche la mente. Ecco, perché hai deciso di fare questa esperienza? Ho deciso di fare questa esperienza perché volevo scoprire come aiutare altre persone, aiutando altre persone come mi sento e anche alla fine quando ho cominciato proprio mi piace tanto come esperienza e vorrei continuare per tanto tempo. Grazie. Sì, ci sta l'applauso. Se passi il microfono, tu sei? Michelle. Ecco, non abbiamo detto l'età e la scuola, ce lo dici? Quanti anni hai e che scuola fai? Quanti anni hai e che scuola fai? Allora, io mi chiamo Yusuf, faccio la scuola Alberghiero Beltrame, ho scelto di fare bar, poi 16 anni ho come età. Ottimo, grazie. Allora Michelle, magari ti presenti prima, età, che scuola fai e poi partiamo. Ok, buonasera a tutti, io sono Michelle, ho 18 anni e faccio l'OBC a Oderzo come settore sociosanitario. Ecco, e come hai saputo di questa possibilità? Sono venuta a conoscenza di questa possibilità. Dovete venire un po' più avanti, se no siete fuori dall'inquadratura. Ok. Sono venuta a conoscenza di questa possibilità in realtà grazie alla scuola, perché tramite un progetto che stavamo facendo sulla povertà, la Caritas è venuta a fare una testimonianza e da lì, tramite una semplice volantino e una spiegazione di dei viaggi missionari che avrebbero poi svolto durante l'estate, mi si è aperto un mondo in cui ho fatto più esperienze come il viaggio missionario in Bosnia e la mensa dei poveri qui a Vittorio Veneto e ho partecipato ogni tanto anche al progetto Polvere di Guerra. E perché hai deciso di partecipare a questa esperienza, di fare questa esperienza? Il volontariato penso che nasca un po' come bisogno nostro interiore, perché si parte magari un po' per caso e poi si scopre che non siamo noi a dare a qualcun altro.
ma è il volontariato che dà a noi quanto noi diamo agli altri, perché è un continuo imparare. Quindi ci toglie anche questa visione di individualismo e che non dobbiamo sempre fare un qualcosa per ricevere, ma che è bello ogni tanto aiutarsi tra di noi e renderci conto che siamo tutte persone, che abbiamo fragilità e che quindi unendoci possiamo effettivamente avere un miglioramento e aiutarci. Ecco, potremmo concludere qui, ma con questa testimonianza non lo facciamo. E in parte l'hai già detto, ma cosa ti porti a casa da questa esperienza? Una voglia di continuare, perché appunto come dicevo prima riscopri una parte di te che non conoscevi ed è come se qualcuno ti facesse mangiare un semino che pian piano, tutte le volte che entri a fare volontariato, pian piano cresce e cresce una conoscenza di sé e una conoscenza delle persone che ti circondano. Grazie. Grazie a voi. Tu sei Matilde, prego, ti presenti e poi partiamo. Io sono Matilde, ho 18 anni e frequento l'Istituto Marco Casagrande di Pieve di Soligo e faccio l'indirizzo appunto di Scienze Umane. E sono venuta a conoscenza di questo progetto tramite appunto un incontro che è stato fatto a scuola in cui appunto ci hanno presentato intanto cos'è la Caritas, in generale come associazione, alcuni volontari hanno appunto riportato le loro esperienze. Un po' più vicino al microfono. E quindi ho pensato perché non provare questa esperienza anch'io, insomma. E perché hai deciso, ecco, di fare questa esperienza? Inizialmente appunto non sapevo nulla a riguardo, però appunto con con l'incontro che è stato fatto a scuola e con un altro incontro che poi è stato fatto successivamente per appunto presentare diversi progetti, sono appunto entrata a conoscenza di Casa Murialdo, che è appunto il luogo in cui ho fatto le mie ore di volontariato, e è stato veramente emozionante e mi ha portato veramente in contatto con realtà molto diverse dalla mia e mi è servito molto per crescere come persona e anche per me per relazionarmi con gli altri, insomma. Grazie, hai già risposto anche alla terza domanda di quello che ti porti a casa, cioè una crescita e relazionarti meglio appunto con le altre persone. Grazie. Esatto. Asia, giusto? Sì. Prego, ti presenti. Allora, io mi chiamo Asia, ho 18 anni, faccio anch'io il liceo delle Scienze Umane con Matilde a Pieve e sono venuta a conoscenza di questo progetto appunto grazie alla scuola, grazie a un incontro che è stato fatto a scuola e in realtà all'inizio non ero molto convinta, però poi appunto sentendo l'esperienza di Matilde, diciamo mi sono convinta a iniziare questo nuovo progetto, questa esperienza nuova, perché io non avevo mai fatto volontariato e in realtà all'inizio non ero molto ispirata, diciamo, però sentendo i pareri delle mie compagne, delle mie amiche che hanno appunto aderito, ho cambiato idea e sono contenta di questa cosa anche perché è stata un'esperienza molto bella, mi ha aperto gli occhi, diciamo, e mi ha fatto anche crescere, appunto, come ha detto la mia compagna. Tu che esperienza hai fatto? Sì, Quale servizio hai fatto? Anche io a Casa Murialdo, come la Matilde. E mi porto a casa appunto il fatto di essere cresciuta, diciamo, e sicuramente continuerò ad andare, appunto. Quindi anche questo è un punto in più a favore di questo progetto, ecco, raggiunto, diciamo. Grazie. Tu sei Simone? Sì, va bene così? Okay. Presentati. Sono Simone, della Casagrande, indirizzo Scienze Applicate, ho 19 anni e similmente a ragazze che hanno parlato prima di me, anch'io sono venuto a sapere di queste attività di volontariato attraverso interventi da parte dell'associazione Itaca presso la scuola. Io personalmente ho operato in questa stessa sede al Banco Alimentari, nella stanza qua sotto, e l'esperienza è stata positiva, assolutamente, mi ha portato a conoscere realtà nuove e c'è stato uno scambio intergenerazionale che non avevo vissuto prima d'ora con gli altri volontari
Sono convinto che progetti come questo siano essenziali, in quanto molte persone come me forse sentono la volontà di aiutare chi ne ha bisogno o di comunque di partecipare, di essere coinvolti nella comunità, però magari sentono un distacco da essa e gli serve una spinta, un punto di aggancio, che può essere appunto l'attività che è stata fatta nella mia scuola, da cui poter poi partire e fare un percorso che io ho intenzione di continuare. Cosa mi porto a casa? Mi porto a casa la consapevolezza che attività come queste sono non solo utili a comunque la comunità, ma sono anche utili a me stesso, perché posso conoscere me stesso meglio, posso interagire con delle realtà nuove e questo. Grazie. Grazie anche per lo spunto, come diceva prima Don Andrea, di andare verso anche, no? Quindi hai avuto bisogno di qualcosa che accendesse anche la tua curiosità per un po' abbreviare il distacco che vedevi con il mondo. Grazie. Tu sei Mattias, sì. Prego, quanti anni hai? 25 anni. Ecco, e che tipo di esperienza hai fatto? L'esperienza che io ho fatto? Allora, ho imparato a servire i piatti alle persone e ho lavorato alla lavanda. Hai lavorato? Alla lavanda. Ah, ok. Lavanda. Perché hai deciso di fare questa esperienza? Ho deciso di fare questa esperienza perché avevo molto tempo libero e ho pensato di fare qualcosa di diverso con i miei amici. Ecco, e come è andata questa esperienza? Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Allora, quello che mi ha portato a casa, ho imparato a servire i piatti come ho detto prima e lavorato la lavanda. Quindi hai imparato qualcosa in più, ecco, a fare qualcosa in più, un'attività magari diversa che non avresti fatto in altri contesti. La lavorazione della lavanda è, se non sbaglio, Angie mi corregge, è un'attività che si fa qui, che si coltiva qui fuori, la lavanda nel giardino della casa dello studente, con la cooperativa Terramica. Ah, ho imparato bene, ok. Bene, grazie a tutti voi per la vostra testimonianza. Adesso c'è un altro cambio di scena. Grazie. Va benissimo, sei andato bene. Adesso è il momento di qualche dato e qualche numero e anche di un po' di racconto di come si sono svolti questi matching, cioè il coaching esperienziale che la cooperativa sociale Itaca ha svolto tra gli studenti, tra i ragazzi e le associazioni per farli incontrare e per mettere insieme le caratteristiche di uno e dell'altro. Quindi chiamo sul palco Maria Grazia Antoniazzi della cooperativa sociale Itaca e poi Angie Diaz che appunto ci dà qualche dato. Microfono. Grazie. Prego. Maria Grazia, questo progetto, Itaca è stata la parte operativa che è entrata nelle scuole, ma anche ha messo insieme i ragazzi e i volontari. Esattamente. Ecco, le cooperative sociali e gli educatori e le educatrici delle cooperative sociali, tra cui appunto anche Itaca che lavora in questo territorio insieme a altre, è proprio questa un po' la funzione, quella di come dire, fare il lavoro, noi lo chiamiamo lavoro di comunità, e a mettere in connessione i nodi della rete, così c'è scritto nei manuali,
nei manuali. Ma cosa sono questi nodi e che cos'è la rete? Io credo che i nodi siano le persone, prima ancora che definiti come istituzioni, come associazioni, come scuole, sono proprio le persone, in senso proprio anche figurato, penso, perché soprattutto le persone sono un groviglio, ecco, lo siamo tutti noi. Insomma, qualche ragazzo prima ha detto, siamo fragili. Ecco, e la fragilità non è sempre un aspetto negativo, ma è parte dell'umanità, e quindi penso che il lavoro degli educatori sia proprio questo, di mettere in connessione queste fragilità, provando a sciogliere un po' qualche nodo. Oggi sostituisco la collega che è ammalata, Greta Alfieri, che si è occupata proprio di questo, di accompagnare, di incontrare insieme poi a Angie e le altre colleghe in classe i ragazzi e le ragazze, e poi chi era interessato è stato insomma un po' formato all'esperienza e accompagnato a conoscere le associazioni. Ecco, io credo che questo sia un lavoro importante, perché il volontariato ha bisogno anche, come dire, a volte di una spinta in più, e quindi diamo questa spinta in più. Ho anche pensato, ascoltando tutti gli interventi, che le cooperative sono costituite da educatori e educatrici e che sono state sicuramente, insomma, penso alla mia esperienza personale, ma a molti colleghi, siamo stati dei volontari, perché il volontariato non è solo qualcosa, un'esperienza che arricchisce, ma è una scuola di vita, che insegna proprio un lavoro, oltre alle università. Se penso alla mia esperienza, se non fossi stata anche volontaria, non mi sarei appassionata probabilmente e non avrei saputo lavorare bene come cerchiamo di fare. Ecco. Grazie anche della testimonianza personale. E allora, concretamente, cosa avveniva in questi laboratori e com'è andata, insomma, con i ragazzi e con le associazioni? Grazie e buonasera a tutti. Io sono Angie Diaz, sono di Fondazione Caritas e in realtà doveva esserci qui Greta al mio posto per presentare il lavoro che vedremo dopo, però purtroppo appunto sta male, ci segue dalla diretta Facebook, quindi è con noi nella distanza. Allora, i laboratori nelle scuole sono stati realizzati da un'equipe multidisciplinare, per la maggior parte operatori della Caritas. Qui presenti ci sono le colleghe Mara Cattai e Marta Zanette, che è anche come supporto tecnico, e a questa equipe partecipa anche Maria Grazia Salmaso del Centro Missionario Diocesano, e anche Greta ha partecipato a questa equipe per preparare gli incontri nelle scuole ed è venuta anche a scuola per presentare il progetto. E alla fine di questi laboratori noi lasciavamo ai ragazzi un modulo dove potevano segnalare l'eventuale disponibilità ad aderire al progetto. In seguito Greta li contattava e organizzava con loro dei piccoli incontri di formazione proprio propedeutici per poi farli incontrare le associazioni. Quindi gli incontri che ha fatto Greta dopo che noi abbiamo incontrato i ragazzi nelle scuole avevano proprio l'obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, definire i patti collaborazione e attraverso laboratori interattivi, non mi veniva la parola, cercare anche di capire qual era la realtà più adatta per ogni ragazzo. Durante lo svolgimento delle attività di volontariato Greta sentiva i ragazzi e sentiva anche le associazioni per capire come stava andando, quindi anche monitoraggio e valutazione dell'esperienza. Si partiva dalle competenze, dalle potenzialità e dagli interessi dei ragazzi
Hanno lavorato anche sulla comunicazione efficace, quindi anche il modo più idoneo per rapportarsi con le persone che poi andavano ad incontrare nelle singole realtà, e sulle motivazioni appunto che portavano questi ragazzi a mettersi in gioco e a dedicare del tempo a favore della comunità. Come parte di questo monitoraggio e valutazione, lei ha chiesto ai ragazzi di rispondere ad un questionario, ad un sondaggio, e qui ha voluto riportare solo alcuni dei dati che sono stati rilevati. Ad esempio che per la maggior parte dei ragazzi, per il 63% che ha aderito a questo progetto, era la prima esperienza di volontariato, e non solo per i più grandi, quindi un dato molto, molto importante. Per i ragazzi che hanno risposto al sondaggio, le proposte a loro sono sembrate molto interessanti, quindi da 1 poco fino a 5 molto, quindi per la maggior parte le proposte, quindi gli ambiti in cui potevano fare volontariato, a loro sembravano interessanti. Come reputeresti il rapporto con i referenti delle associazioni in termini di disponibilità e flessibilità? Anche qui per la maggior parte dei ragazzi il riscontro è molto positivo. Rispetto alla tua esperienza nelle associazioni, quanto pensi di essere stato ascoltato o ascoltata, riconosciuta per il tuo servizio? Quindi insomma vediamo che per la maggior parte i ragazzi si sono sentiti anche attivi, protagonisti. Le tue aspettative sono state soddisfatte? Sì, anche qui un 63% ha dato un punteggio 5. Se ci sono stati dei momenti in cui ti sei sentito in difficoltà, hai trovato il supporto necessario da parte dei volontari o dei tutor, ecco, anche qui il 47% ha messo 4, il 52% ha messo 5. Una cosa che forse non è stata detta prima è che tutti i ragazzi che hanno prestato servizio sono stati sempre affiancati da un tutor o da una persona di riferimento, quindi un volontario. E infatti qui oggi sono presenti in diversi casi sia i ragazzi giovani volontari che il tutor o la persona che li ha seguiti. Se ci fosse la possibilità, vorresti provare l'esperienza di volontariato in altre delle associazioni aderenti al progetto? Anche qui il 57% ha dato un voto 5. Infatti un'altra possibilità nell'evolversi di questo progetto sarebbe proprio che i ragazzi possano sperimentarsi in più ambiti anche in base ai loro interessi e alle loro motivazioni. Alla fine del questionario si chiedeva qualcosa da aggiungere, e qui abbiamo proprio selezionato tre cose che sono state dette anche prima dai ragazzi. Sento che questa esperienza mi ha arricchito molto. Poi fare più interventi a scuola inerenti al volontariato, quindi quello che diceva Simone di quell'aggancio, quell'andare verso i giovani, proporre attività concrete, opportunità che siano fattibili e raggiungibili a loro. E infine, esperienza formativa ed utile per orientarsi in futuro anche in campo lavorativo. Anche questo è stato riportato più volte prima dai ragazzi che hanno intervenuto. Spero di aver detto tutto. Ecco, 50 ragazzi hanno prestato servizio, solo uno oltre questi 50 non ha finito le 20 ore, quindi ha interrotto il suo percorso per impegni, diverse motivazioni, però comunque è un dato molto significativo, nel senso che chi ha iniziato ha concluso, ha portato a termine. Alcuni ragazzi si sono fermati un po' prima, quindi dopo l'incontro nelle scuole e contattati in seguito da Greta, e soprattutto chi era in quinta superiore l'anno scorso scolastico, ha capito che non aveva il tempo in quel momento
altri hanno fatto la formazione propedeutica, però non si sono attivati concretamente. Quindi 50 hanno iniziato e hanno portato a termine l'intero percorso, però sono tantissimi giovani che siamo riusciti a raggiungere attraverso le diverse attività e iniziative del progetto. Prima nel video era scritto 840, in realtà sono forse un po' di più perché poi sono stati fatti altri laboratori dopo che sono stati raccolti questi dati, 1600 se ricordo bene dall'ultimo dato, quindi davvero, davvero tanti ragazzi raggiunti. Speriamo che se ne possano raggiungere altri. Bene, grazie anche a voi, ci diamo di nuovo il cambio. Si inserisce nell'ambito del sociale anche il GAL Alta Marca che ha una proposta, un bando per il territorio e quindi chiamo Giuseppe Carlet, Presidente del GAL Alta Marca. Prego. Io sono solo qua. È solo, ci sono solo io. Sì. Buonasera a tutti e grazie per questo invito a chi ha avuto questo pensiero di fare questo incontro. Io sono venuto qua per ascoltare e per imparare. Io rappresento il GAL Alta Marca, che è un consorzio con 50 associati, di cui 22 sono i comuni. I comuni comprendono tutta la Piedemontana, da Pieve del Grappa fino a Cordignano. E sono qua per imparare e ascoltare perché con questa programmazione 2024-2027 che la Regione ci ha affidato un compito nuovo. Prima noi avevamo le platee, i nostri convegni, avevamo ristoratori, albergatori, avevamo imprese agricole e quindi ci è cambiata la platea perché la Regione ci ha detto di interessarci del sociale, dei servizi sociali, dei servizi alla popolazione. Questo non è che è arrivato così, nasce da uno studio fatto nei 22 comuni dove si dimostra che c'è uno spopolamento nei nostri comuni molto accentuato, una mancanza di natalità e la popolazione che invecchia. Quindi ci hanno detto vi diamo delle risorse, impegnatele nei vostri territori a favore di questi servizi alla popolazione. È una realtà di fatto e quindi per noi è un nuovo servizio, una nuova attività. Io sto girando per i comuni, sto girando attraverso i nostri associati per capire quali sono i bisogni, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare. Noi abbiamo emesso un bando che scade a fine marzo, abbiamo le risorse che abbiamo, non sono tante, ma è 1 milione di euro. E il massimale che possiamo spendere per ogni progetto è di 200.000 euro, per cui pensiamo di poter attivare 5, 6, forse 7 progetti in questo territorio qua. Stiamo verificando insieme con i sindaci, vogliamo perché non vogliamo solo spendere i soldi, cerchiamo anche di spenderli nel migliore dei modi, dando dei servizi che poi restano nel territorio. Sentivo prima, diceva qualcuno, sì, nasce il progetto, finché ci sono i fondi, poi il progetto non c'è più, finisce là. No, noi vorremmo far crescere dei progetti che poi hanno una continuità nel territorio nel tempo. Comunque in ogni caso il progetto prevede la continuità per i servizi che poi saranno attivati di 3 anni. Quindi c'è già una continuità, ma io spero che poi continui ancora, 3 anni non sono molti. E quindi l'aggregazione per noi di questa realtà territoriale, perché vorremmo anche che non siano dei singoli progettini che sicuramente utili, ma qua si parla di servizi al territorio. Servizi al territorio vuol dire avere una visione più ampia e creare i progetti che si collegano tra di loro anche con più comuni. I comuni sono il nostro riferimento, i sindaci sono il nostro riferimento, ma i sindaci poi parleranno loro con il loro territorio e sapranno includere tutte le attività, le cooperative sociali, le fondazioni e quant'altro. Noi ci affidiamo ai sindaci per poter poi mettere e studiare questi progetti il meglio possibile.
Questa credo che sia una strada che noi stiamo percorrendo, che ci porterà a degli ottimi risultati. Assieme, tra l'altro, abbiamo anche un secondo bando che è molto limitato nella spesa, ma che comunque potrebbe anche collegarsi, perché è un bando che finanzia l'informazione, anche istituzionale, dei comuni, e quindi potremo anche poi attivare questo bando collegando all'altro, anche informando la popolazione di quanto si sta facendo, e questo è importante. Importante perché, dicevo prima, la Regione ci dice: guardate che avete una situazione di spopolamento, i giovani vanno via oppure non nascono, eppure ci direbbe che siamo in un territorio, io dico, che economicamente, forse guardando altri settori, altre regioni in Italia, forse questo territorio qua, io dico che stiamo anche bene. Le attività che abbiamo qua sono importanti e danno anche dei riscontri economici importanti, per cui non è neanche, e questa è una riflessione che io ho fatto ormai in diverse riunioni, perché mi dicono ma i bambini non nascono perché non ci sono più la capacità delle famiglie, la capacità economica delle famiglie per poter avere figli, e io dico è tutto sbagliato. Poi mi guardano anche storto, ma io lo dico anche qua, non è il problema economico che non si fanno figli, il problema è il modello di vita che abbiamo scelto, questa è la verità, il modello di vita che abbiamo scelto, preferiamo non fare figli perché i figli poi diventano anche così un impegno che non ci permette di fare tutto quello che vogliamo, parliamoci chiari, per cui sì, tutto bene, però dovremmo anche fare un discorso. Io ho sentito parlare molto di giovani, molto di quelli datati come me, non ho sentito parlare molto dei genitori, quelli che sono e che possono ancora fare figli. Forse bisognerebbe attivare un qualcosa in più per includere i genitori, perché la famiglia e il genitore è quelli che determinano poi la crescita del figlio, almeno io la penso così. E se non c'è una famiglia che fa crescere dovutamente il figlio, poi le problematiche sociali che avremo anche con i figli saranno anche pesanti, lo stiamo vedendo in giro. Il problema che si vede ormai quasi tutte le sere per TV, vediamo cosa ci dicono. Quindi il problema per me è la famiglia che deve avere un ruolo ancora determinante nella società. Il volontariato è sicuramente importante, noi ci facciamo qua con questo spirito, con la voglia di fare, di metterci a disposizione, come abbiamo sempre fatto prima. Io penso che daremo anche ottimi risultati. Li abbiamo dati prima negli altri settori, perché ci sono ormai cose fatte che lo dimostrano, per cui non ho niente, non conto storie, ci sono delle cose fatte che ci riconoscono tutti, importanti, che come Gallia Altamarca abbiamo fatto e abbiamo realizzato con l'aiuto sempre dei nostri associati e soprattutto dei sindaci che sono la spina dorsale del nostro territorio. Ci impegneremo anche per concludere questo progetto assieme a chi vuole partecipare, assieme anche alle cooperative sociali e assieme anche alle fondazioni, perché chiaramente sono una struttura importantissima. Noi come Gallia abbiamo intrapreso anche una strada di collaborazione con la Fondazione di Comunità, insieme ci abbiamo messo in mezzo il distretto del cibo che il Gallia ha fatto nascere e che sta portando avanti tutta una serie di attività che non sono fuori da questo tema, perché sebbene si parla di promozione di prodotti tipici e quant'altro, però vi ricordo che l'economia delle aziende porta ad avere economia sufficienti per gestire bene la famiglia, per impegnare i fondi e per attivare servizi nel territorio. Questo vi posso dire e vi ringrazio ancora. Grazie per gli spunti che ha dato alle associazioni, alle amministrazioni comunali, alle istituzioni di provare a coinvolgere anche la fascia intermedia, quindi oltre ai giovani e a quelli un po' più anziani anche la mezz'età, chiamiamola così, anche se non è un bel termine, e sicuramente altrettanto qui ha trovato degli spunti anche interessanti per il GAL, per lavorare nel sociale. Grazie. Adesso apro il dibattito, se ci sono domande, interventi, riflessioni potete farle.
Scendo con il microfono. Prego. Sì. Stimolata da tanti interventi, mi è piaciuto molto quando, non ricordo più i nomi, ha detto sono andata, ho preso coraggio, mi è venuta voglia perché la mia amica mi ha raccontato, guardate che la contaminazione, la testimonianza è quella che fa smuovere tantissime cose e nel volontariato forse è proprio alla base, perché se uno racconta un'esperienza positiva, e io collego sempre la parola volontariato a volentieri, cioè il volontariato si fa volentieri, altrimenti non si fa. Cioè io devo già fare tante cose perché bisogna, no? Almeno il volontariato deve essere nelle tue corde, deve essere dentro le tue passioni, i tuoi desideri. E quindi ecco, mi è piaciuta molto questa cosa. E il gancio. Cioè probabilmente dobbiamo avere più fiducia negli altri, genericamente, no? Allora prendiamo dentro anche i giovani, gli adulti, i giovani adulti, i giovanissimi, i giovani. Probabilmente dobbiamo avere più fiducia noi e proporre cose importanti, alzare l'asticella e credere che le persone possano rispondere in maniera positiva. Ecco, per cui usciamo da qua con una bellissima esperienza, ma anche con lo stimolo, no? Che a osare poi si ottiene. Ecco, quindi questo. Grazie della sottolineatura. Ma io rubo 2 minuti perché dalle testimonianze mi è parso di capire che uno dei punti di contatto maggiori che hanno avuto i ragazzi con le nostre associazioni è stato proprio il progetto Agire, il che mi fa riflettere. Probabilmente anche noi come associazioni dobbiamo cominciare, il coordinamento per primo, a comunicare meglio, perché in realtà di associazioni ce ne sono tantissime, solo noi ne abbiamo 30 iscritte, quindi con 30 possibilità di fare vario tipo di volontariato, ma evidentemente non arriviamo a tutti gli strati della popolazione e ci vuole un progetto complesso, con una serie di partner, laboratori, eccetera, per dire a dei ragazzi guardate che ci siamo e potete entrare da noi e svolgere un certo tipo di attività. Lo unisco al fatto che probabilmente, qui si parlava di demografia, di stile, nel mio caso erano altri anni, ma insomma la mia famiglia mi ha introdotto al mondo del volontariato, il che da piccolo cresci con la mentalità. È chiaro che è cambiato il substrato sociale, sono cambiate tante cose, dobbiamo raggiungere la popolazione, in particolare quella più giovane, con un nuovo metodo di comunicazione e su questo dovremo assolutamente investire e fare rete sempre di più tra noi. Scusate l'osservazione, grazie. Grazie. L'avrei chiamata per le conclusioni, quindi si è giocato il bonus. No, scherzo. Ci sono altre domande, riflessioni? Si rifarà? Una domanda. Si rifarà? Chi risponde? Angie, dove sei? Uno dei 3 presidenti, qualcuno risponde. No, si rifarà senz'altro, nel senso che è in progetto, ne abbiamo parlato con Angie all'ultima riunione. Il coordinamento si sta strutturando, quindi ha avuto una fase... a proposito, devo ringraziare il presidente Giovanni Sollima, prima che mi ha predeceduto, perché è stato uno dei promotori e lo ringrazio sentitamente, perché se non ci fosse stato lui... Ha dato avvio al progetto, ci ha creduto tanto, poi per motivi personali ho dovuto sostituirlo e quindi indegnamente in questo caso, e lo ringrazio tantissimo. No, si continua, si deve continuare insieme al progetto Agire. Noi quest'anno abbiamo fatto un piccolo esperimento con un'iniziativa che è legata a un contributo comunale che si chiama, scusate mi è dimenticato, Siamo Parte, chiedo scusa, oggi è una giornata un po' particolare, un progetto Siamo Parte che è entrato già anche nelle scuole medie, cioè dedicato a alcune parti delle scuole superiori. E il coordinamento ha avviato un progetto che aveva nel passato, che sta rilanciando, che è la scuola di formazione civica, chiamata così, intitolata al nostro concittadino Francesco Franceschini, che aveva lo scopo di aiutare i ragazzi anche a diventare dirigenti di associazione, cioè di prendere le persone e cominciare a formarle per
sviluppare le proprie caratteristiche. C'è un progetto molto complesso, quindi questo è l'inizio e deve essere replicato, e c'è l'impegno da parte sicuramente del coordinamento di continuare su questa strada, e credo di tutte le associazioni che pian piano aumenteranno anche come ospitalità in questo senso. Grazie. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo... No, c'è. Prego. In piedi qua, sì. Vediamo Federico, cosa mi dice? Sì, qua va bene. Io volevo semplicemente ringraziare perché ho sentito tante volte la parola speranza, che da giovane posso dire che è una parola che si sente molto poco, perché quando mi ritrovo in situazioni con persone più grandi c'è sempre quella visione del telegiornale dei giovani, cosa stanno facendo e quant'altro, ma non è così, perché come voi siete stati giovani, come noi siamo tutte persone differenti, e quindi sentire che da persone adulte c'è ancora speranza, dà speranza anche a noi, e quindi è solo un messaggio per comunicare di continuare a alimentare questa speranza, perché dai giovani c'è, e sentire che c'è un appoggio aiuta. Quindi grazie. Grazie. Abbiamo sentito questa speranza, questa presenza ed è importante, una testimonianza importante. Non vedo più mani alzate, quindi possiamo concludere ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, tutti quelli che sono intervenuti, e possiamo ancora stare insieme per un momento conviviale di là, nella sala dall'altra parte. Grazie.